Na 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 na, na 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 na, na na na. Abbiamo preso dalla Turchia il Macedone Elmas. Na 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 na, na 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 na. Na na na, abbiamo preso dalla Turchia il Macedone Elmas. Buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolese. Allora, parliamo dell'ufficialità di Elmas. Ha fatto le visite mediche e oggi si è presentato insieme agli altri giocatori del Napoli nell'allenamento, nel ritiro del nostro Napoli. Allora, un classe 99, giocatore macedone, della nazionale macedone, centrocampista del Fenerbahce, che viene dalla Turchia, ovviamente. È un centrocampista che prima di andare al Fenerbahce in Turchia ha giocato 2 anni in una squadra macedone che nemmeno mi azzardo a dire il nome perché c'ha un nome strambo, cioè è tipo codice fiscale, è difficile da dire e pronunciare. Per questo non mi azzardo nemmeno a dirlo. Comunque ha fatto 2 stagioni con la squadra macedone, ha fatto 9 gol. Mi sembra la prima 7 e la seconda 2 gol se non vado errato, oppure viceversa. Comunque andando a giocare altre 2 stagioni in Turchia con il Fenerbahce, la prima stagione ha concluso senza gol, la seconda, proprio l'ultima, prima di acquistarlo noi, ha fatto ben 4 gol. È un centrocampista duttile. Nasce come centrocampista laterale, lo stesso ruolo del nostro Fabian Ruiz, e può giocare in tutte le parti di centrocampo, può andare anche trequartista dietro la punta, può giocare anche esterno alto, diciamo al fianco dell'attaccante, anche semipunta appunto, può giocare centrocampista centrale, si può muovere in tutte le fasi di centrocampo e anche offensive. Ovviamente la punta no, però può fare altri ruoli vicino alla punta. Un centrocampista che potrebbe far rifiatare appunto lo stesso Fabian Ruiz, ma potrebbe far rifiatare anche altri di centrocampo, sapendo fare più ruoli in quella zona. E per questo Ancelotti l'ha ritenuto un centrocampista valido per il nostro Napoli. Ma non solo per questo, perché ha dimostrato di essere valido. Come altri giocatori che hanno giocato, diciamo, in Belgio, quello e quell'altro. Comunque giochi in Turchia e ha dimostrato il tuo valore, ma poi devi dimostrarlo in Italia, che è un campionato ancora più difficile della Turchia. Per questo avrà tutto da dimostrare, però le qualità di certo non gli mancano, ha una buona velocità, ha tecnica il ragazzo, è bravo a tirare anche un buon tiro. Non è che abbia fatto tantissimi gol, ma è un giocatore che, diciamo, nella squadra si inserisce bene e fa gioco di squadra, diciamo un giocatore proprio appunto che dà una mano alla squadra e può sostituire magari il giocatore che il Napoli avrà titolare, cioè il Napoli gioca su 3 competizioni, lo sappiamo, e servono giocatori che sanno fare più ruoli. Secondo me è stato un ottimo acquisto. Elmas non è arrivato prima, se infatti ci fate caso avevo fatto anche un video dove dicevo che Elmas arrivava e faceva le visite mediche il giorno dopo, 2 giorni dopo, però non è stato possibile prenderlo subito, proprio perché il Napoli aspettava prima la cessione del centrocampista Rog, che poi è avvenuto, ovviamente c'era l'Eintracht Francoforte, poi è arrivato il Cagliari, l'ha sorpassato, insomma si hanno appiccicato fra di loro, ma alla fine il Cagliari è riuscito ad acquistare il cartellino di Rog per circa 15 milioni, se non mi sbaglio. Intorno a quella cifra il Napoli è andato a prendere poi Elmas con 15 più 3 di bonus sui 18 milioni, e per questo abbiamo aspettato prima la cessione di Rog e poi ci siamo fiondati definitivamente sul giocatore. Per questo solo non è arrivato, il giocatore non è stato ufficializzato, però il Napoli già ce l'aveva in pugno. Napoliel ne spara cazzate, Napoliel già lo sapeva che alla fine arrivava Elmas, infatti come ha detto lì era solo questione di tempo, e così è stato, ufficializzato Elmas. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo acquisto, se lo ritenete un ottimo acquisto o secondo voi è un acquisto azzardato. Lasciando un like se vi è piaciuto il video, venite sotto al video ed iscrivetevi al mio canale. Buona serata a tutti da Napoliello 87 e Forza Napolese.